Buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, ben trovato nei nostri studi anche il Vice Sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Buonasera Vice Sindaco. Buonasera a tutti voi. Allora comincio subito chiedendole come ha trascorso la Pasqua, che giorni sono stati, perché un po' di giorni di relax, di stacco, anche se voi poi in realtà non staccate mai, però qualche giorno anche da trascorrere in famiglia o comunque con i propri affetti fa sicuramente bene e aiuta poi a ripartire nei prossimi che, lo anticipiamo già, saranno mesi decisivi per il futuro della città. Sì, esatto. Vabbè, 2 giorni di pausa, 2 giorni anche di celebrazioni importanti e io personalmente, come tutti i padovani, abbiamo cambiato tutti i nostri programmi di scampagnate, passeggiate sugli argini, picnic, e quindi l'ho passato in casa con mia figlia, quindi a prescindere dal posto siamo stati bene, un po' di tempo anche alla famiglia, non guasta, ecco, anzi aiuta ancora di più poi a ripartire. Però al di là, Vice Sindaco, del maltempo, delle previsioni cambiate e quant'altro, i numeri ci dicono che Padova nei giorni della Pasqua ha fatto registrare ancora una volta numeri importanti sul fronte turistico, sia per quanto riguarda gli arrivi in città, ma anche per quanto riguarda per esempio le visite ai siti museali. Questo cosa significa? Significa che la città continua sempre di più, comincia ad essere davvero molto attrattiva. L'abbiamo già visto, si tratta di una crescita che la città sta portando avanti da un po' di anni, però adesso veramente la città sembra raccogliere i frutti di questo lavoro che voi negli anni avete fatto. Sì, è un trend interessante che comunque abbiamo registrato nonostante il maltempo, che sicuramente ha inciso, perché poi la Pasqua è un periodo breve dove uno la gita di anche una giornata se lo organizza in base alle condizioni meteo, però come si vede dalle immagini qualcuno si è attrezzato. Le scene sono quelle comunque di persone che attendono di entrare nelle nostre aree museali. Dobbiamo porci il tema anche di migliorare la vivibilità, l'accoglienza di quello spazio, di quegli spazi pubblici, oltre alle performance e alle aperture. Comunque si registra un trend sempre in crescita, molto interessante. Padova ormai si viene a visitare perché è Padova, non perché c'è un evento che trascina, poi anche quello ovviamente serve, ma che è entrata nelle città da visitare perché è un bel centro storico, perché una grande offerta museale e culturale, ma anche perché è una città bella da vivere, bella da passeggiare, da frequentare i negozi, le attività del centro che noi vogliamo sempre aperte e quindi questo è un dato positivo di sicuro. Cerco di interpretare il suo ragionamento. Le persone, i turisti non dicono più c'è la mostra di Monet, allora vengo a Padova, però magari dicono andiamo a Padova, tra l'altro c'è anche la mostra di Monet, è così praticamente. Esattamente, ormai Padova ha assunto questa immagine, per cui è una delle città belle da vivere, da passeggiare, da farci una gita anche giornaliera, una passeggiata in centro, poi nel tragitto si guarda che mostra c'è, che cosa si può visitare. Sì, e l'abbiamo anche detto nelle scorse puntate, ma l'abbiamo detto più volte anche nei nostri telegiornali, cioè arrivare a quota, a cavallo dei 2 milioni di turisti annuali per una città come Padova significa che veramente il lavoro che c'è alla base è importante, sicuramente ha aiutato il recente, ormai di quasi 2 anni fa, riconoscimento UNESCO di cui adesso forse si stanno raccogliendo i frutti, però i numeri sono comunque importanti, perché 2 milioni di turisti significa che Padova entra in un'altra dimensione dal punto di vista degli arrivi in città. L'UNESCO è importante anche perché noi siamo una città che ha 2 siti UNESCO, non è certo una cosa che possono vantare molte città. C'è un grande lavoro dell'amministrazione comunale, ma io credo che su questo vinca su tutto la bellezza della nostra città, una bellezza che è elegante, una bellezza che è qualità della vita, che è vivibilità, che è star bene
star bene nelle piazze, nei nostri luoghi simbolo, insomma. E su questo Padova ha tanto da offrire, dal sistema piazze all'università, ai nostri luoghi di natura, insomma è davvero un luogo che sempre più può dare esperienze a più livelli. Non si viene a Padova solo per una cosa, una volta si veniva solo per il santo, oggi invece la città offre molto di più. Dopo questa insomma, parentesi turistica necessaria e doverosa, soprattutto oggi, insomma, che è un po' giornata di bilanci dopo quelle che sono state le festività pasquali, venendo ad altri temi legati alla città, allo sviluppo futuro della città, c'è un cantiere pronto a partire, vice sindaco, di cui si parla da molto tempo, che è quello dell'ex cattedrale d'Avanzo di Cruz Australia, dove in futuro sorgerà un nuovo punto vendita del colosso di bricolage Leroy Merlin. Le chiedo, ci sono novità su questo? State lavorando? A che punto siete? Sì, qua va chiarito una cosa, anzitutto non è un cantiere dell'amministrazione comunale, ma lì c'è un accordo di programma con la società Leroy Merlin che ha in concessione per 50 anni quello spazio per realizzare un punto vendita particolare, perché sarà un punto vendita su un luogo che è vincolato dalla soprintendenza, quindi assomiglierà a altre operazioni commerciali in sedi, in luoghi storici, che avrà l'obiettivo anche di valorizzare e recuperare quel bene architettonico che stiamo vedendo, che è la cattedrale dell'architetto d'Avanzo, costruita negli anni 70, mai utilizzata. Per Padova è sempre stata un buco nero, diciamo, un luogo sì, è stato effettivamente così, inutilizzato, insomma. Ci sono stati magazzini del comune fino a pochi anni fa, ancora qualcosa abbiamo, è un luogo di intrattenimento, lì c'è il Teatro Geo che però costruito su una struttura, cioè organizzato su una struttura a parte, ecco, diciamo che è un luogo. Quindi l'accordo di programma arriva prima dell'arrivo di questa amministrazione nella sua ideazione, poi i passi successivi con l'amministrazione Giordani. Poi c'è stato il Covid ha bloccato, ma poi la crisi economica successiva dovuta sia al Covid, agli effetti del periodo Covid, agli effetti della situazione internazionale ha bloccato l'intervento di Leroy Merlin. E la situazione è stata in stallo fino a un po' di tempo fa, con l'incertezza dell'operatore, insomma, a partire, noi abbiamo già consegnato come da protocollo i locali, gli ambienti, però di recente il governo si è mosso. Questa è stata una cosa positiva perché il Ministero della Cultura ha capita la situazione, esposta la situazione, si è sentito di dare un contributo di 3 milioni e 6 all'operazione, in quanto ritiene importante che sia recuperata la cattedrale di D'Avanzo, e quindi questa, diciamo, disponibilità sicuramente mette nelle condizioni il privato di poter partire, è sicuramente una bella spinta, quindi noi ci aspettiamo che da qui a breve, insomma, con questo intervento si possa iniziare. Tra l'altro, Vice Sindaco, non è la prima volta nell'ultimo periodo che il governo vi riconosce, insomma, un importante lavoro che state facendo in determinati settori della città e progetti futuri della città, e quindi vi riconosce qualche finanziamento. Un esempio su tutti sono i fondi che vi sono arrivati per il tram da comuni che non sono riusciti, diciamo, a formalizzare bene i progetti che avevano presentato nell'ambito del PNRR, quindi insomma il governo, per non perdere questi soldi, ha deciso di destinarli a comuni virtuosi, tra cui Padova. Questo apre due scenari: uno, il fatto che sicuramente state lavorando bene; due, il fatto che quando si lavora bene, come dire, non c'è colore politico da un certo punto di vista, e quindi le istituzioni collaborano, e poi l'importante alla fine è lo sviluppo dei progetti per i cittadini. Stiamo lavorando sodo, abbiamo portato a casa tante progettualità che oggi mi rendo conto, io ringrazio sempre i cittadini che camminano
per strada, mi rendo conto che oggi appesantiscono anche la viabilità, perché questa è una situazione per Padova in grande trasformazione. Ma noi abbiamo preso al volo il treno del PNRR, quindi finanziamenti dall'Unione Europea, in un momento in cui soldi nelle casse del comune non ce ne sono, tutti i comuni stanno alzando al massimo le tasse, noi le abbiamo tenute più basse rispetto agli aumenti che ci sono stati, proprio perché stiamo approfittando dei finanziamenti europei del PNRR. E il governo ci sta premiando molto l'infrastruttura del tram. Questo governo crede molto nell'investimento che abbiamo fatto sulle 2 linee di tram. L'altro giorno è venuto Salvini a illustrare, diciamo, anche tutti i finanziamenti in Veneto dati dal PNRR, ma anche tutte le attività su cui il Ministero delle Infrastrutture è impegnato. Insomma, il plauso è arrivato a una città che sta impegnando i soldi, e quindi insomma, il governo ci sta riconoscendo tutti quei finanziamenti che oggi gli aumenti hanno messo in difficoltà, e ci siamo presi soldi che dovevano andare anche in altre città che invece non sono stati capaci di spendere. Io lo dico sempre, quando un'opera è importante, quando una città lavora, i colori politici non c'entrano. Per questo alle volte io anche non partecipo ad alcune polemiche che a livello locale come dire, vengono accese dalle formazioni politiche del centrodestra a Padova all'opposizione, quando poi le stesse forze politiche sono quelle che al governo ci stanno finanziando le opere che qui vengono in qualche modo contestate, ma io poi... Il dibattito politico prevede anche che l'opposizione faccia questo tipo di lavoro, è giusto che si dibatta, però è anche giusto mettere a fuoco questo, insomma, che in questi anni noi stiamo portando investimenti e opere che miglioreranno questa città dal punto di vista dello spazio pubblico e dei servizi in modo molto molto importante. Sicuramente. Vice Sindaco, ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo con la seconda parte del Sindaco Risponde. Abbiamo da affrontare altre tematiche importanti per la città di Padova, e anche, insomma, abbiamo da aggiornare su alcune novità che riguardano alcuni luoghi storici molto belli della città, ma insomma ne parleremo tra poco. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra poco con il Sindaco Risponde. Rimanete con noi.